Ciao amici di Sgaialand, siamo qui oggi per parlare di inviti e partecipazioni. E quale momento migliore se non a marzo? Cosa dice il Galateo rispetto a come scrivere le partecipazioni e gli inviti? Ve lo dico perché ancora numerose coppie tendono e vogliono seguire la tradizione. Quindi una volta erano i genitori che annunciavano l'unione in matrimonio dei rispettivi figli. Nel concreto, in alto a sinistra i genitori di lei, a destra di lui, e i nomi degli sposi sotto, luogo, data e ora della cerimonia. Quello che differenzia da oggi è che il luogo della cerimonia era senza indirizzo. Sotto, rispettivamente sempre negli angoli a destra e sinistra, le abitazioni dei genitori e un pochino più in alto l'indirizzo della nuova casa che accoglierà la coppia. Ora le cose ovviamente sono leggermente cambiate, molto spesso ci si sposa in età più avanzata, si convive già, quindi non sono ovviamente i genitori ad annunciare il matrimonio, ma sono gli sposi stessi. Quindi nomi direttamente degli sposi, l'unica variante è se decidere di tenere i cognomi o solamente i nomi, quindi se farlo formale o un pochino più formale. Si tengono sempre le informazioni ovviamente essenziali, luogo, giorno e ora della cerimonia, e a scelta si può tenere anche sotto centralmente l'indirizzo della nuova casa. Perché mettere gli indirizzi? Perché gli invitati possano essere liberi di spedire eventuali regali. Ricordatevi che la partecipazione è l'invito rispetto alla cerimonia e poi c'è l'invito che invece riguarda quello che è il pranzo o la cena e il party. Sono due cose diverse. Come presentare l'invito? Spesso si può invitare al party e quindi inserire il testo direttamente nel cartoncino della partecipazione, quindi in concretezza avrete un cartoncino unico. Spesso viene e si preferisce tenerli divisi, quindi l'invito si presenterà in un cartoncino più piccolo di dimensione rispetto alla partecipazione e sarà comunque con lo stesso stile, lo stesso mood della partecipazione. Cosa scrivere? Si scriverà il luogo dove avverrà la successiva festa. La frase importante da non dimenticare centralmente in fondo da inserire è gradita gentile conferma, oppure, seguendo il Galateo, RSVP, la sigla puntata che sta a significare Respondez s'il vous plaît ed è un invito, scusate il gioco di parole, o un sollecito affinché gli ospiti rispondano al vostro invito di nozze, perché non è così scontato, ma di questo ne parleremo in un'altra puntata. E qui è proprio qui che va inserito l'eventuale outfit per gli ospiti, se c'è un'indicazione rispetto all'abbigliamento che i vostri ospiti dovrebbero tenere. Se ci sono ospiti che arrivano alla sera per il taglio della torta o per il buffet serale, il mio consiglio è coordinatevi con il catering o con la wedding planner che vi segue per capire qual è il giusto orario da indicare. Perché, mi direte? Perché l'unica variante rispetto agli altri inviti che riceveranno le persone che saranno presenti tutto il giorno con voi, le persone che invece vi raggiungeranno in un secondo momento avranno necessità e bisogno di avere indicata l'ora in cui arrivare. Quindi è molto importante questo, affinché gli ospiti non arrivino, qualora siano invitati per il taglio della torta, magari troppo presto, e si creerebbe una situazione magari poco piacevole. Quando spedire le partecipazioni di nozze? Guardiamo il Galateo 40 giorni prima, troppo ravvicinato come tempo, e quindi io consiglio sempre almeno 2 mesi prima. Ci sono tante famiglie che hanno bimbi, ognuno ha la sua situazione, quindi prima si sa, meglio è, e riescono ad organizzarsi per non mancare al vostro matrimonio. Per concludere vi dico di fare molta attenzione alle partecipazioni e agli inviti, perché sono veramente il biglietto da visita del vostro matrimonio.